livello di attenzione attorno al ghetto di Venezia. Per il presidente della comunità ebraica si respira un clima da Berlino anni 30. Nell'ultimo anno gli episodi di antisemitismo in Italia sono raddoppiati. Bimba di 7 anni sfugge all'attenzione dei genitori e scompare. Momenti di angoscia a Jesolo, scattano le ricerche. Dopo un'ora la piccola è stata trovata in spiaggia sotto un ombrellone, infreddolita e impaurita. Approvato oggi l'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale Veneto, l'ultimo dell'era Zaia. L'assessore al bilancio Calzavara, un bilancio più vivo e più solido che mai. In provincia di Venezia l'introduzione dei dazi con gli Stati Uniti mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. L'allarme della CGIL che individua nelle piccole e medie imprese manifatturiere il settore più a rischio. L'Ater di Venezia mette 9 appartamenti a disposizione degli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Santa Maria Maggiore e della Giudecca. I dati dell'occupazione alberghiera della prima parte della stagione estiva iesolana hanno superato ogni aspettativa, soddisfatti gli operatori del settore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'attenzione nei confronti del ghetto ebraico dopo quanto sta accadendo a Gaza e le polemiche. Secondo il presidente della comunità ebraica Dario Calimani si respira un clima da Berlino anni 30. Nell'ultimo anno gli episodi di antisemitismo sono raddoppiati. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi, ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente. Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. Dalla scolaresca che si fa fotografare facendo il saluto romano davanti al monumento agli assassinati nei campi di sterminio, all'uomo di mezza età che insulta per strada il rabbino, o a quello che porta il cane a fare i bisogni sui gradini d'ingresso della sinagoga, anche la quotidianità del ghetto di Venezia è sempre più caratterizzata da episodi di antisemitismo che hanno fatto alzare alla Digos il livello di attenzione. Come nell'ultimo anno è accaduto anche nel resto della città, dall'aggressione verbale a un giovane ebreo in campo San Geremia a quel vi cercheremo casa per casa scritto con la vernice sul muro del galoppatoio del Lido. Io sento il clima di una Berlino anni 30. Perché? Perché mancano le scritte sulle vetrine dei negozi con qui non entra l'ebreo, ma lo abbiamo vissuto negli alberghi, nei ristoranti, a Napoli, dove israeliani che sono cittadini normali, probabilmente dell'opposizione a Netanyahu, nessuno gli ha chiesto da che parte stavano, cacciati. A un campeggio in Tirolo vengono cacciati 2 che hanno passaporto israeliano. Sono ebrei semplicemente, forse non sono neanche ebrei, forse sono cristiani. Il conflitto a Gaza ha scatenato una serie di azioni razziste sulle strade e nei social, in un calderone che con la superficialità classica dei luoghi comuni non è nemmeno in grado di distinguere tra ebreo e israeliano e mette tutti sul banco degli imputati. Al ghetto non si capisce davvero che correlazione possa avere una comunità eterogenea per opinioni e storie personali come quella ebraica veneziana con il governo in carica dello Stato di Israele, e perché questa dovrebbe rispondere con una voce sola degli atti presi dal presidente di uno Stato estero in cui, tra parentesi, un residente su 4 non è neanche di religione ebraica. Noi siamo cittadini italiani e ci possiamo esprimere sulla politica italiana e ci sentiamo in dovere di farlo come tutti gli altri cittadini italiani, né più e né meno, ma non sulla politica estera. Io non ho mai chiesto ai cittadini russi in Europa di dissociarsi da Putin e da quello che sta facendo il governo russo. Io non ho mai chiesto agli arabi o ai musulmani d'Europa di dissociarsi da Hamas, ad esempio. Sabato scorso la polizia ha ritrovato una bambina di 7 anni che si era smarrita in spiaggia a Jesolo nei pressi di Piazza Marconi. Diverse pattuglie di agenti insieme anche ad alcuni volontari hanno iniziato a setacciare l'arenile sia lungo la spiaggia che in via Baffile. Circa un'ora dopo i poliziotti hanno visto rannicchiata sotto gli ombrelloni una bambina corrispondente alla descrizione che avevano fatto i familiari. La piccola è corsa loro incontro non appena gli agenti l'hanno chiamata per nome. La bambina, impaurita e infreddolita, è stata rassicurata dai poliziotti che per riscaldarla, la giornata era di brutto tempo, si sono sfilati il giubbotto dell'uniforme accompagnandola a riabbracciare i propri cari.
Nei giorni scorsi la polizia ha dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di atti sessuali nei confronti di minorenni commessi nel suo paese d'origine. L'uomo, con a carico diversi precedenti di polizia, è stato rintracciato a Venezia, rinchiuso in carcere e in attesa di estradizione. Approvato oggi l'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale, l'ultimo dell'era Zaia. L'assessore al bilancio Calzavara, un bilancio più vivo e più solido che mai. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo passaggio fondamentale in un contesto complesso dove le risposte possono a volte tardare per mancanza di risorse. Il Veneto sceglie di intervenire con decisione e concretezza. Mettiamo a disposizione nel bilancio attuale ulteriori 168 milioni di euro per affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei veneti. Con queste parole, l'assessore al bilancio e alla programmazione regionale Francesco Calzavara ha commentato l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale. Dalla sicurezza del territorio al sostegno sociale, passando per cultura e impiantistica sportiva. Un provvedimento da 168 milioni di euro, di cui 128 coperti con nuovo debito e 40 milioni di nuova spesa immediatamente disponibile. Un bilancio comunque che ci vede sempre, a fare dei sacrifici importanti, ma anche avere le idee chiare su ciò che vogliamo lasciare alla fine di questo mandato. Insomma, per quanto mi riguarda, soprattutto sulle mie competenze tematiche, l'agricoltura, il turismo, le cose che abbiamo chiesto, compatibilmente con le risorse a disposizione, sono state accettate e quindi credo di poter dare delle risposte sia in ambito agricolo che in ambito turistico. Penso di poter dire che è una chiusura di legislatura positiva. Come al solito il presidente Zaia non si è fatto vedere, era in giro a inaugurare, fare feste eccetera. Noi invece fino all'ultimo giorno di questa legislatura intendiamo impegnarci per provare ad offrire un'idea di società veneta diversa da quella che abbiamo vissuto in questi 5, 10, 15 anni e lo vogliamo fare con proposte concrete attraverso emendamenti alle manovre di bilancio come quelle che abbiamo presentato in questi lunghi giorni di sessione. Come sempre abbiamo visto una sinistra che ha tentato di attaccarci dicendo che nella nostra regione non funziona niente. Noi sappiamo che in questa regione, grazie al presidente Zaia, abbiamo lavorato tanto per portare a casa risultati che sono sotto gli occhi di tutti, dei veneti, e continueremo a farlo anche in vista delle prossime regionali, dove siamo sicuri ci sarà una continuità con quella che è stata un'amministrazione che ha fatto grande il Veneto. Sono state fatte tante promesse, ma poi di mantenute di fatto quasi nessuna. Parliamo ad esempio della riforma delle IPAB, ma parliamo anche degli aiuti alle imprese che non ci sono stati, anzi sono state bersagliate dall'IRAP. Ci aspettavamo una manovra diversa, chiaramente io ho fatto degli emendamenti, alcuni a favore anche del territorio, ad esempio per il contrasto al granchio blu, che è una specie infestante che ha causato grandissimi problemi alla nostra marineria. In provincia di Venezia l'introduzione dei dazi USA mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e l'allarme lanciato dalla CGIL che individua nelle piccole e medie imprese manifatturiere il settore più a rischio. Agli allarmi lanciati dalle associazioni di categoria della provincia di Venezia per l'introduzione di dazi generalizzati al 15% tra Unione Europea e Stati Uniti si aggiunge anche quello della CGIL, che individua conseguenze serie proprio per la conformazione economica di questo territorio, contrassegnato da una rete di piccole e medie imprese artigiane. Senza giri di parole, il segretario generale Daniele Giordano definisce i dazi un'autentica sciagura. Rischiano di determinare effetti gravissimi sulle piccole imprese dove è occupata la maggioranza dei nostri lavoratori nel settore manifatturiero. Più di 20.000, il 52% dei lavoratori sta in queste aziende che rischiano con i dazi di dover comprimere il costo del lavoro, che vuol dire precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, vuol dire far pagare ai lavoratori e alle famiglie questo accordo sbagliato con gli Stati Uniti. Senza considerare l'indotto, la manifattura impiega nel veneziano quasi 50.000 persone e proprio il settore manufatturiero presenta particolarità che sembrano esporlo più di altri al rischio che i costi dei dazi vengano scaricati sui dipendenti attraverso il contenimento del costo del lavoro, favorendo ancora una volta le occupazioni meno qualificate e aprendo a licenziamenti e ricorso alla cassa integrazione. Per la CGIL, Venezia non può permettersi che all'inazione politica si affianchino scelte economiche scellerate spacciate come una vittoria. Che chiediamo in maniera chiara alle forze politiche e alle istituzioni
istituzioni è di schierarsi dalla parte del lavoro, della nostra industria, tutelare il nostro tessuto produttivo ed evitare anche scelte sbagliate come quelle di spostare la produzione. Già oggi una grande impresa nel nostro territorio, Fincantieri, operano negli Stati Uniti. Noi chiediamo che gli investimenti restino qui e che non vengano spostati. Di tutto questo chiediamo conto alle istituzioni e alle forze politiche. Non può essere il lavoro a pagare questa politica scellerata e questi accordi sbagliati sui dazi con gli Stati Uniti. Anche nel veneziano nell'ultimo periodo sono emersi casi confermati di infezioni da virus West Nile, ma l'Avis provinciale di Venezia comunica che in Veneto non è stata disposta la sospensione delle donazioni a scopo precauzionale. Fa presente inoltre che già dallo scorso giugno, da quando si è avuta notizia della prima presenza del virus, su ciascuna sacca di sangue donato viene eseguito l'apposito test NAT che individua l'eventuale presenza del virus nel sangue dei donatori. In caso di positività la sacca di sangue viene bloccata. Si tratta di un'analisi in più che si aggiunge a quelle condotte in consuetudine per la validazione di ogni sacca necessaria ai fini del suo utilizzo, dal momento che tutti i campioni di sangue prelevati al momento della donazione vengono accuratamente verificati. Affitti troppo cari, l'Ater ha messo a disposizione alcuni appartamenti per gli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Venezia. L'Ater di Venezia mette 9 appartamenti a disposizione degli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Santa Maria Maggiore e della Giudecca. La firma della convenzione tra il presidente Fabio Nordio e il direttore del carcere Enrico Farina è avvenuta proprio nel penitenziario maschile veneziano e intende porre rimedio all'estrema difficoltà che si vive in città sul fronte residenziale. Questo progetto poi comprenderà anche delle altre convenzioni sia con dipendenti della prefettura ma anche con gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e tutte le istituzioni veneziane che hanno un problema. Nel momento in cui viene vinto un concorso e ha come destinazione Venezia, molti rifiutano la destinazione per la difficoltà a trovare alloggi a canone calmierato che gli permetta di poter pagare un canone adeguato al proprio stipendio iniziale. La difficoltà, soprattutto economica, che presenta il vivere a Venezia è riconosciuta per varie categorie professionali pubbliche, tanto che la città è considerata sede disagiata. Avremo i primi 9 alloggi che saranno messi a disposizione dei poliziotti e che in questo modo potranno avere una progettualità di vita qui a Venezia. Venezia, proprio perché di sede disagiata, consente a loro praticamente di avere anche dei punteggi in più per quanto riguarda la maturazione dei requisiti per l'accesso a delle opportunità di trasferimento, per cui questo favorisce un turnover forte. Noi speriamo, ma sono sicuro che attraverso questi alloggi potremo favorire un progetto di vita radicato su questo territorio. Il questore di Venezia ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di un locale di Milano. Il locale era stato segnalato in più occasioni come ritrovo di pregiudicati. Dagli accertamenti effettuati è anche emerso come il titolare, oltre a non essere in possesso di licenza SIAE per gli eventi, fosse stato sanzionato diverse volte per disturbo della quiete pubblica. I dati dell'occupazione alberghiera della prima parte della stagione estiva iesolana stanno andando davvero bene, hanno superato ogni aspettativa per gli operatori del settore. Tutti pensavano che un mercato maturo come Jesolo fosse in flessione, invece ancora una volta dimostriamo che siamo in crescita. Maggio, si sapeva, era un mese scarico, diciamo, perché le festività straniere venivano più avanti, quindi venivano in giugno. Giugno si è dimostrato anche con l'ottimo tempo, l'ottimo sole che c'è stato e la temperatura elevata, un mese eccezionale, un quasi Ferragosto, diciamo. Luglio si è mantenuto nella linea degli anni scorsi e d'altro canto non possiamo chiedere alla località di riempirsi ancora di più quando raggiungiamo tassi di occupazione dell'80-86%, quindi siamo a degli ottimi livelli. I dati di occupazione alberghiera della prima parte della stagione estiva iesolana hanno superato ogni aspettativa per gli operatori del settore.
Il tasso di occupazione medio è stato del 72,5%, con un incremento dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. A contribuire anche la programmazione di grandi eventi. Siamo partiti con Ironman, siamo partiti con gli Aquiloni che comunque hanno portato sul territorio ricettività. Ironman ormai è con un appuntamento consolidato, ha sostanzialmente mantenuto in pari le perdite che abbiamo avuto con il meteo di maggio. E la grande eventistica di giugno, Festival Acqua, Jesolo Gourmet, Frecce Tricolori e per ultima Radio DJ. Lieve aumento per i flussi dall'Ungheria e dalla Polonia, aumento anche del mercato serbo. Leggero calo invece per gli ospiti provenienti da Repubblica Ceca, Slovacca e Regno Unito. Ancora da definire al momento le previsioni di agosto. Questo perché la clientela italiana prenota all'ultimo momento, sa che diciamo fino a una settimana prima trova, soprattutto se sono periodi brevi, perché se sono periodi lunghi oltre la settimana è già più difficile. La clientela straniera, conoscendo l'afflusso della clientela italiana, rallenta le sue vacanze sulla località, però insomma agosto è sempre stato il mese che ha coronato il successo della nostra località e quindi mi aspetto che si abbia anche lì il tutto esaurito. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG di Venezia, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est con il nostro meteo. Arrivederci.